Buongiorno Cipi, ascolta ragazzo, ti ricordi quella bellissima strofa di Fabrizio De André che diceva: ho anche provato a lavorare, senza risparmio mi diedi da fare, ma il solo risultato dell'esperimento fu della fame, un tragico aumento. Te lo ricordi, no? Allora paragoniamolo alle mie batterie al litio. Io fino a qualche mese fa avevo le 200 ampere al litio che mi aveva dato la DS Tech. Ora le ho 400, sono sotto la metà e mi sento, come dire, un po' con l'acqua alla gola, motivo per il quale ho attaccato il generatore. Seguimi che è importantissima sta roba. Se analizziamo invece i reali ampere, ossia quanto io ho se avessi avuto ancora le batterie che avevo prima, e io guarda 166 di 200 e io sono quasi pieno, cioè capisci? È un ragionamento apparentemente semplice ma un po' particolare che molti non hanno mai fatto, quindi eventualmente rimanda indietro il video e riascoltalo. Fa parte anche di quello stile di vita che ogni tanto ti menziono e soprattutto dell'abitudine a quello stile di vita. E De André con quella strofa ha racchiuso perfettamente, con tanto di metafora lavorativa del tipo che prima lavava i piatti e poi si è messo a fare, diciamo, l'artista alla perfezione. Fantastico, solo che nel montaggio si è rotto quello che schiacciavi, quindi lo userò come lavandino normale. Nel frattempo, oh porca di quella troia, adesso taglio quel tubo lì, così non gli metto la parete, stavo pensando quasi quasi, così esatto passa anche meglio il caldo del termo, e metto l'interruttore dell'acqua, ok? E gli ho tolto la corrente all'elettrovalvola perché se l'elettrovalvola funziona senza acqua rischia di bruciarsi il sistema dentro. Ok, questo vale un po' per quasi tutte le elettrovalvole che per l'acqua. Ecco qua, perfetto. E lascerò anche la parete accessibile, così ho a portata di mano quello e meno peso di legno nel camper, te capiva, vabbè, e il termo che mi scalda i vestiti. Contemporaneamente, già che è tutto aperto, proviamo a sistemare anche l'elettrovalvola. Ok, rimontiamo il tutto. Che bella vita piena, tanto mi preparo con anche i regalini per Mirko, sì, gli regalo uno dei due rilevatori di gas, perché sono stati molto gentili e me ne hanno inviati due, hanno detto uno per te e uno, so che è scritto per un amico al quale tieni alla sua vita, una roba del genere, quindi insomma io vorrei che Mirko non mi muore e successivamente che mi muore del caldo la torretta del ventilatore che avevo nella vecchia casa. Esatto, sì, sono nella casa vecchia, qua luce giustamente. E i miei, non è 500 DVD, 1000 DVD pirata, in cui ogni DVD tiene più o meno 5 film, in più importanza ovviamente. La voglia che ha CP di venire a fare il giro oggi, guarda che misteri. CP, dai che andiamo. Ragazzi, che fortuna di prima mattina. E a me sta roba piace perché credo di avercela tipo nel sangue, non lo so, io sto benissimo qui. Domani partiamo, andiamo da Mirko che è arrivato il frigo, il microonde diciamo nuovo in sostituzione a quello che era partito. Predisponiamo un po' il tutto per la scrivania e dopo guarda che mare, mentre ti dico che i lavori della scrivania dovranno iniziare il 7 novembre. Io non ho ricevuto nessuna telefonata, ho lasciato passare a posta un po' di tempo, oggi è il 20, la prossima settimana chiamo e gli dico, sì, un mese lasco. Questo per dimostrare non a te, non a voi, ma a me stesso, che ho purtroppo sempre ragione quando dico che bisogna rompere i coglioni, gentilmente per carità di Dio, senza minacce, senza toni antipatici né niente, però bisogna comunque star là come al muso, dai che ti dice, se no non va avanti, hai capito? Purtroppo è così, ma è anche strano, insomma, perché non capisco. La gente prima che conclude un lavoro e prima ciapiscai, eppure, ripeto, me l'hai sentito dire tantissime volte nei miei video, qua da noi veramente c'è un vergognosissimo non bisogno di skate. Allora, Ucciuccio il coccai che va a lavorare prima mattina, guarda. Allora, spiega ai giovani che non sa che mangia il sushi, cos'è che è la roba? Lei seppe? O cosa? Capolita. Buono.
Fai il filmino, farei i miei amici. Ma non ha sbagliato, non ho voglia a dire polenta, voglio a dire poenta. Ma cosa dice? E sei per? Esco me. Sei in numero. Sembra l'autostrada, ma non è. Serve a darti l'allegria. No, non dà l'allegria, cioè la... No, cazzo, sono... Sbagliati e no a Modo mio, tiro bisogno male un porco zio. Oh, io ero detto a quello... a quelli del comune di Brugine, alla Coldiretti, qua del Padova, che ogni volta che arrivo io, pioggia a nastro. Quindi, se ci tenete all'irrigazione dei campi, se volete continuare a mandare avanti la vostra economia basata sull'agricoltura, mi chiamate, ci sediamo a tavolino, carta e penna e ci mettiamo d'accordo. Di che CP, no? Sempre così a va che te va, come che viene. Sì, perché, gentile e giovane pubblico, a volte noi vecchiacci ce l'abbiamo su con questi telefonini, no? Soprattutto in particolar modo il Singano, cioè che del telefonino non vede tanto l'aspetto informatico della vita, ma l'irruente violenza che l'informatica impone alla vita, in quanto il telefonino ce l'hai sempre in tasca, ce l'hai sempre in mano in qualsiasi occasione e le occasioni muoiono ancora prima di nascere. Questo pensiero mi è nato guardando un po' mentre facevo colazione il video, e qua mi dirai ma anche tu sei col telefonino, Cassovardo farà, piova, ok? Dai, scherzi a parte. Stavo guardando il video delle ferie in Puglia e vedevo Giacomina lì rimbambito col mio telefono invece di viversi un attimo l'atmosfera. Eravamo alla baia del pescatore, no? Dove gli avevo fatto la battuta di cosa facevo io con le bambine ovviamente quando ero un bambino. E perché ragazzo, mi è venuto questo flash di lui, appunto l'hai visto, che è completamente isolato dal mondo, non tanto da quella situazione paradisiaca che era il luogo, il locale in riva al mare, ma anche dalle possibilità di interazione che avrebbe potuto avere con altri bambini, in quanto una volta, e adesso arriva il punto di confronto, quando eravamo piccolini, c'era la noia, che era una cosa bellissima, e tu dici, Madonna, Singano, ma cosa dici? Sì, fermola. La noia era quella cosa che ti spingeva all'azione. Prova a pensarci. Quindi, grazie a quella noia, noi avevamo questa spinta, per quanto eravamo timidi, di andare dagli altri bambini. A volte forse neanche tanto per la voglia di conoscerli, adesso non lo so, bisognerebbe riscavare un po' meglio nei ricordi, ma proprio per la voglia di uccidere questa noia della serie, bambini, giochiamo, facciamo qualcosa assieme, giochiamo, hai capito? E quindi si creavano questi ricordi che io in fondo ho ancora incisi come la pietra di miei amichetti che giocavamo in spiaggia. Di certi manco sapevo il nome, tipo uno si chiamava Costume Rosso, l'avevo chiamato, però mi ricordo i giochi che si faceva, i tuffi in acqua, eccetera, eccetera, e ritornando, appunto, anzi, arrivando finalmente a questo punto di incontro, io mi ricordo che una volta in vacanza a Tenerife con i miei eravamo in questa discoteca dell'albergo e c'era questa bambina, io avevo avuto la stessa identica età di Giacomo e io mi ero innamorato di questa qua, cioè proprio porca miseria, un figone insomma, se tipo cioè se fosse stato un adulto insomma una bella ragazza. E mia mamma, dai, vai, insomma era tutto un tira e molla, alla fine non sono andato, però quel tira e molla, anche quel solo provare ad andare dalla bambina è una cosa che mi è rimasta, mi è ancora adesso a 40 anni, me lo ricordo come momento magico, quella volta lì, quei 10 minuti, 5 minuti, hai capito? E poi vabbè, inutile dilungarci, dire che hanno contribuito a costruire il mio carattere, quello che sono, eccetera, eccetera, perché andiamo oltre il discorso, in fondo semplice ma importante che io volevo affrontare. Quindi vedi, se io avessi avuto dei genitori che mi avessero lasciato lì a rincoglionirmi, a isolarmi, a proibirmi di sperimentare la vita per colpa di questi telefonini, non avrei avuto questi ricordi, non avrei avuto ricordo di questa strana serata in quella specie di discoteca, insomma, no? E al giorno d'oggi
E qua mi viene un po' su la malinconica rassegnazione galimbertiana che dice, cazzo, ormai tutto il mondo è così, cioè abbiamo tutti e due i piedi nella fossa, non ce ne si può più far niente, diciamo quasi, nel senso che almeno in questo contesto il fatto dei bambini, se tu hai figli, come fai a proibirgli il telefono quando questo isolarsi, rincoglionirsi con il telefono sta diventando una cosa normale, cioè sempre più bambini, tanti addirittura hanno il telefono, bambini veramente con ben meno di 8 anni hanno il loro smartphone con la SIM e tutto, quindi con internet eccetera, li vedi tutti là gobbi così, o a volte li vedo anche in compagnia queste ragazzine, ma non è che potrebbe essere forse anche interessante una col telefonino e tutte assieme guardano, no, ognuna col suo, hai capito? E quindi questa formula serve non tanto di insegnamento ma da punto di focalizzazione per tantissimi altri discorsi, che se ormai quando una cosa diventa la normalità siamo praticamente fottuti. Dopo di questa cosa avrei voluto parlarti della schiavitù, della reale schiavitù, del reale controllo mentale che esiste nel pianeta, che non è quello che pensi tu dei rettiliani che tramite il vaccino ti iniettano un microchip e ti comandano col joystick e la terra è piatta eccetera eccetera. No, quello è un'altra cosa. È un'altra cosa per un altro pubblico, però ci dilungheremo troppo e insomma questo voleva essere appunto un video relativamente tecnico dove passeremo a Pulmin 4.0. Dica CP 4.0 per un discorso diciamo correlato alla DS Tech che faremo, che non voglio anticipare, e non so se fare il 5.0 col discorso della scrivania o se la scrivania fa parte del 4.0. È un casino con le versioni CP, quasi che non so il mio mistero far quello delle versioni. Guarda, il cane più bello del mondo è pronto a fare il giro? Ma quanto mi piace a me lei Mina. Gioia mia. Sì, sei un po' preoccupata perché c'è la pioggia. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare che mettiamo il capputtino. Guarda che figa. Porca miseria, mi è costato un occhio sto capputtino, ma è proprio bello e caldo. Tutto bello isolato dentro al pelo, vero? Sì, tanto bello. Step 1, la mattina la impegniamo a lavorare, ossia a fare quella cosa che ti dà i soldi per fare la van life. Singano, perché te segui? Non so, pensavo. Allora, siamo qui con Valerio che mi ha accompagnato alla top group, Mauro gentilissimo come sempre, veramente il numero uno. Il frigo dovrebbe uscire da qui, sì, ma io soprattutto ho visto quella roba là, cos'è? Corriera camperizzata, sì? Che roba, Valerio? Peccato che piove, vari pulmini come sono prima di diventare camper. E tanto questo gli hanno allargato. Perché le rode da Drio più larghe, Valerio? Questo vedi tu? Guarda che misteri. No, è doppia roba. Sì, ma non, quelle da Drio non gli è più larghe di quelle davanti. No? È impressione mia? Sì. Aspetta. Eccola. Oh, il par quasi più piccolo, no, ma perché le basse. Il cogliatore sotto piuttosto. Sì, manca il tocco del coso. No, l'altezza ovviamente è giusta. Aspetta, perché ero appena andato a mandare un fax. Aspetta. Eccolo qua, in tutta la sua bellezza. Ok, lo vedremo poi montato. Bello, tanta roba. Quello vedi senza passaruota, quindi è molto più capiente. Qua ci sarà tutto il pannellino touch. Ok, tanta roba. Quello forse lo tolgo perché cazzo mi serve. È simpatico con i divisori. Ok, è il coso per la verdura, ma potevano farlo un po' più fondo. No, giustamente perché c'è quello delle bottiglie. Ok, ti dirò, a pancia io ho voluto scegliere il Thetford. Ok, non chiedermi perché, io so. Ok, così funziona, che bello cassettone. Ecco qua, e qua è diviso in due perché è bello profondo. E comunque non chiedermi perché, ma ogni cosa che io faccio le cose di pancia, ossia ascolto il mio istinto, non sbaglio mai. Vediamo se questa è la prima volta che il mio, chiamalo istinto, sbaglia. Che bel tempo. Oggi che prendo ferie, sì, oggi mentre sono qua da Mirko mi metto a montare video, dai, che è una vita non li monto. Mamma mia, che oscuranti di merda. È che quella volta la Marilena si è messa a fare oscuranti personalizzati dopo che io avevo già comprato questi, e quindi non posso, quanto insomma posso avere prezzi molto più bassi e tutto, ma io non posso buttare via questi, cioè li butterò quando sono proprio disintegrati.
Questo per collegarsi anche un giorno al discorso che ti farò, ti sto preparando piano piano per arrivarci a capire quali sono i veri, no, poteri forti, il controllo mentale, che come ti dico sempre non è l'alieno rettiliano che ti inietta col microchip, il 5G, eccetera, eccetera. No, no, quello non c'entra niente. È una cosa che pensa, scoprì e ne lanciò l'allarme ancora Pierpaolo Pasolini tanti anni fa. Quindi insomma nulla di nuovo, ma tutto molto sottaciuto, per quanto semplice e diabolico. E se ti dico che è una cosa veramente semplice, fidati che è preoccupatamente semplice. Preoccupatamente semplice, perché le cose più sono semplici e più sono efficaci e automatiche. No, non voglio aggiungere altro. Parliamo del frigo e delle cose che piacciono all'italiano medio. Ma non solo all'italiano medio CP, anche al cane medio. Esatto. Vogliamo far vedere cosa ti ha insegnato l'Alessia? Cos'è che ti ha insegnato? A prenderti il biscotto da sola, brava, si va dentro col muso, uno solo. A far furba, lo mangia dentro, dopo vince un altro, brava, ma sì dai, un altro, come dice mia madre, manco il tuo amore contenta, ossia come dice mia mamma, quando uno poi deve morire almeno muore contento. Oggi per l'occasione, non so cosa c'entra, ho voluto imbastire l'angolo etnico, quindi caffè, ok, che ti ricorda un po' l'Arabia e il centro Sud America, e difatti dice sempre il caffè italiano, no? Ma dove cazzo è le piantagioni del caffè in Italia, mai viste? I datteri tunisini, ok? Qui che viene fuori ti ruba la bicicletta, quindi sta attento, seri ben. E l'ananas del monte, che ti ricorda il Brasile, un po' quelle regioni tropicali, no? In realtà, dove che io fa? Non è neanche scritto. Certificato da loro stessi, perché questo lo insegnano anche le aziende farmaceutiche, no? Più che altro quelle americane, non so se in Italia avviene la stessa cosa. Loro creano e finanziano dei centri medici di specialisti, ricercatori eccetera, i quali poi ovviamente essendo casa sua parlano bene delle proprie cose, hai capito? Quindi queste autocertificazioni, no? Che nulla ha a che fare con le autocertificazioni che ti filmavi quando per sgattaiolare via quando c'era l'allerta Covid, no. Ora, ovviamente, non vuol dire che del Monte ha fatto così, però attento che nel mondo esistono queste cose. E perché no? Siamo anche noi parte del mondo, no? Pensa che i video sicuramente orribili che hai visto prima di questo sono stati pubblicati solo grazie al fatto che io non sono ancora diventato particolarmente ciccione, pertanto ce la facevo passare di là a prendere il computer e il monitor. Seconda cosa, volevo farti vedere agli interessati di Pulmin delle evoluzioni questo copri monitor che ho preso, che serve poi a appoggiare il monitor. Qui lo metteremo qui, non ci sarà più tutto l'alcantara, sarà solo legno, quindi appunto sarà incastrato fra queste due cose. Non poteva la parte di vetro stare di pancia nel legno, con le corse si strusciava, no? E quindi, esatto, aspetta che te lo apro, te lo faccio vedere. Il monitor, sì, cosa? Guarda che simpatico, cioè che sembra Cattivic, è simpaticissimo. Pubblicità, anni 80, il Francesco del Monte ha detto... Bip. Ho anche provato a lavorare, senza risparmio mi diedi da fare, ma il sol risultato dell'esperimento fu della fame un tragico aumento. Non si risenta la gente per bene, se non mi adatto a portare le catene. Ti diedero lavoro in un grande ristorante a lavare gli avanzi della gente elegante, ma tu dicevi il cielo è la mia unica fortuna e l'acqua dei piatti non rispecchia la luna. Come sempre tutti tornasti a i cantare storie lungo strane di notte, sfidando il buon umore delle tue scarpe rotte.